Coronavirus, sono 2 i nuovi positivi in Trentino, ma fortunatamente restano 0 i decessi, analizzati oltre 1400 tamponi. Anche in Alto Adige 2 nuovi contagi e un morto. Dal 15 giugno nuove libertà per i trentini. La Giunta ha deliberato il via libera all'aperitivo in compagnia, mentre ha dato lo stop all'uso dei guanti. Ok invece agli assembramenti fino a 10 persone, che però si frequentino abitualmente. Il Caravaggio resta a Siracusa. Zeni interroga Laura. Sgarbi ai quotidiani locali dichiara che Bisesti non sa quel che dice e che voleva agire ancora da assessore della Sicilia per restaurare l'opera con i soldi dei trentini? Tragedia a Ponte Arche, precipita con l'auto nella scarpata e finisce nel Sarca. Non ce l'ha fatta Marco Mattevi, l'82enne alla guida del mezzo. Incidente invece sulla ferrata di Drena, un escursionista resta ferita. Politica. Giorgio Tonini si dimette da capogruppo del PD in Consiglio provinciale per problemi di salute. Intanto verso le comunali si presenta Si può fare. I temi chiave sono aiuto alle famiglie, lavoro e sicurezza. 730 Online è il servizio offerto da Cafacli per fare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno puoi fotografare i tuoi documenti con il cellulare e consegnarli all'esperto fiscale comodamente da casa tua. Non devi compilare nessun modulo, non c'è nessun calcolo da fare, quindi non puoi fare errori. Prova la novità. L'iscrizione costa solo €1. 730 Online di Cafacli. Incredibili vantaggi in un'unica soluzione. www.il730.online.